Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, Fioi, siamo su NBA 2K23 e siamo sulla MyNBA Iras, perché sapete, c'è l'idea di poter cominciare dagli anni passati, dove insomma, negli anni 90 poi l'NBA per eccellenza, a mio parere, è qualcosa di devastante. Io infatti ho deciso di partire non dall'83, non dall'84, perché veramente, cioè, diciamo dalla stagione 83-84, perché comunque ne conoscevo molto meno i giocatori. Quindi ho detto, partiamo dall'era di Jordan e andiamo fino ai giorni nostri, perché da quello che ho capito ne possiamo andare avanti continuamente appunto dal 91 fino al 2023. Chiedo anche a qualcuno di voi se è sbagliato o no questo discorso, cioè secondo me è così, nel senso tu vai avanti direttamente e vedi i cambiamenti della varia lega nei vari anni. E cosa ho fatto? Tanto ho scelto i Phoenix Suns perché voglio portare una delle mie squadre preferite, voglio portarli al successo. In quegli anni là comunque stavano costruendo una squadra fortissima, cioè fortissima, una squadra che comunque è arrivata in finale contro Jordan, persa. E niente, quindi così praticamente, chiaramente tante, soprattutto nella regular season, le andrò a simulare, ma le vediamo insieme e farò le più belle. Per esempio, ho appena fatto una con i Lakers che però hanno perso la finale, la prima finale vinta da Jordan, che sono in fase discendente. Ho deciso di mettere per il draft 92 sia Charles Barkley che Reggie Miller, visto che Barkley era d'84 e Miller del 87 mi sembra. Chiaramente dovevo partire dall'84, avevo palle, allora ho detto li metto nel 92, tac. Anche se saranno un po' più giovani della realtà, chi se ne fotte. Poi ci sarà anche Veneziano che arriverà nel 2006 a 18 anni, quindi nel draft 2006 insieme a Bargnani ci sarà anche Veneziano, però chiaramente farà un bel po'. Cioè, questa modalità sembra la più bella in assoluto, a me non me ne frega un cazzo del mio giocatore, mi ha rotto le valle, io voglio fare questa, se a voi piace posso portarla, ripeto, io farò i quarti, diciamo, giocati da me sono 8 minuti, perché ho visto che è la media giusta dove posso comunque destreggiarmi, e faccio vedere il primo quarto e il quarto quarto, perché sennò diventa lunghissimo, e vediamo insomma quante partite riusciamo a fare, però ripeto, dopo dei playoff che le farò vedere tutte ovviamente. E niente, come giocatori ho portato a Phoenix, intanto abbiamo vabbè, Jeff Hornacek, che poi insomma Jeff Hornacek farà grandi cose, soprattutto a Utah. Poi Dan Meyer, altro giocatore che amo, Kevin Johnson, quello dei grandi Phoenix, poi con Charles Barkley, che non so se riusciremo a prendere col draft 92, ci proveremo. Poi abbiamo comunque Tom Chambers, che non è male, Cedric Ceballos, giovanissimo, Richard Dumas, anche lui comunque non male, e abbiamo portato a casa Luke Longley, ragazzi, il mitico Luke che farà le fortune di Chicago, e non sta neanche partendo, non è neanche partito malissimo, diciamo, vediamo se possiamo far vedere qualcosa, punti di parità 5, rimbalzi offensivi 1-2, vabbè insomma, niente di eccezionale ovviamente, però insomma, meglio di niente, diciamo, questo è anche il primo anno proprio in assoluto di Luke, e niente. Invece per esempio con un Kevin Johnson è partito da 7-88 per esempio, noi siamo qua nella stagione, come si dice, 91-92. Altri scambi non ne ho fatti, adesso abbiamo la partita contro Houston che vediamo se mi fa vedere, non mi fa vedere il roster, andiamo così. Vediamo il roster perché guarderemo anche da qua se vale la pena giocarla o meno, credo proprio di sì, anche perché c'è Olajuwon, vediamo se li troviamo, Houston Rockets, Olajuwon, Thorpe, Smith, Maxwell, insomma la squadra non è male. La squadra poi è chiaro che ci saranno, non so se sono tutti quanti, saranno giocatori creati perfettamente o meno perché sono tantissimi, però penso che la maggior parte ci siano, ecco. E niente, insomma, raga, quindi questa è la cosa. Adesso io direi di andare subito. Abbiamo come record, abbiamo 3-2 per il momento, quindi siamo né malissimo né benissimo. Effettivamente 85, le 3 serie fa il 86%, deve salire. E niente, siamo a 73 milioni di profitti, ma dobbiamo assolutamente salire. Per farvi capire, sono le partite che vorrò fare qua, sono con Houston, poi Boston è chiaramente una squadra che amo, quindi è probabile. Los Angeles per esempio l'ho già fatta, insomma dipende anche dal roster, guardiamo insieme al roster, diciamo se vale la pena, non vale la pena, e così. Buono raga, partiamo, adesso abbiamo la partita contro Houston Rockets. Vai che andiamo. Cioè guardate che la chicca che ci sono, le sovraimpressioni dell'epoca, è una roba che va al di là sinceramente ragazzi. Phoenix Suns, Houston Rockets, siamo contro Olajuwon. Mamma mia, tensione alle stelle, guarda qua Jeff Hornacek che tira i missili. Vai fioi, spacchiamo le balle a Houston. Giochiamo a Houston anche, eh? Partita non facile. La palla 2 la vince
Giochiamo così, però ragazzi, se no veramente non riesco a fare niente. Siamo a livello pro intanto, perché devo prendere molto la mano. Smith. Attenzione subito Houston. Ma c'è il rimbalzo. Vai, c'è Madonna Chambers, però anche no. Attenzione subito Meyerly. Johnson deve regalarci perle. Longley non riesce. Subito Meyerly. Ah, il ferro lo sputa, mamma mia. Ferro sputa la palla. E subito primi 2 punti per i Rockets. Pick and Cume, ragazzi, siamo ritornati al pick and Cume. Dai Jeff, illuminaci Jeff. Devo prendere molto la mano, No, sbagliamo ancora, 2 errori pesanti. 2 errori pesanti. E subito Houston punisce. Calma ragazzi, gran calma. Relax. E subito Kevin Johnson si butta e mette i primi 2 punti. Houston squadra comunque rognosissima. Mamma mia ragazzi, non sto capendo, devo veramente prendere la mano. Ho vinto con Los Angeles, ma ero in casa, sappiamo che in casa c'è comunque un boost. Kevinaccio. Meyerly. Solo rete! Triplona. Abbiamo Meyerly e Hornacek che sono bestie. Bravo Longley. Kevin Johnson, subito Kevinaccio. Deve illuminarci Kevinaccio. Jeff Hornacek e solo rete per Jeff Hornacek. Mamma mia, quanto godo. Qua, brutta pesantina, Torp ci massacra. Sì, ho capito, possiamo andare, grazie. Kevin Johnson, questo è un mattone. Mattone. Bisogna prendere molto la mano. Longley fallo, purtroppo fallo. Houston va sopra di 2 Houston. Dalla linea della carità Houston la mette. Vai Johnson. Il pick and come che ha fatto la storia. Fallo, mamma mia, brutto fallo. Kevin si butta in mezzo. Olajuwon. Mamma mia, che mattoni, che tiro dalla linea della carità. Questo è buono, vai. Dai che andiamo ragazzi. Purtroppo devo tenere questa visuale perché sennò faccio una fatica. Attenzione subito Maxwell. Mamma mia, qua c'è l'errore. Oh, muovi te! Non si butta, la perde. Dormiamola giù. Tutto deve passare da Johnson. Luke Longley. Bravissimo Luke, bravissimo Luke. Puntiamo tanto su Longley. Appena arrivato, subito ce lo siamo acquistato. Con il draft, scambio, non mi ricordo neanche con chi. Ho preso un giocatore che non conoscevo di Phoenix di quegli anni. Adesso vedi, ho perso il numero 1. Jeff Hornacek. Bravissimo. Maier dall'angolo. Boom! No! Mattone, mattone. Tanti mattoni tiriamo ancora, Tanti errori oggi, tanti errori da ambo le parti. Chambers. Kevinaccio Johnson.
Chambers. Infrazione di ma dai. Va bene. Ok, ragazzi, scusate, ho piccolo. Come al solito, le chiamatine mi arrivano sempre. Vai, continuiamo, siamo a -2. Ma siamo comunque in una partita equilibrata per il momento qui a Phoenix. Jay a Houston. Buono. Hornacek va di rimbalzo. West. Meyerly. Vai Jeff. Jeff Hornacek. Boom! Boom. Mamma mia. Occhio. Boom. Questo è proprio da solo. Un calcio di rigore praticamente per Houston. Che partita. Siamo là, ragazzi. Siamo là. Qua ora c'è proprio una cosa incredibile, gli riesce a Jeff. Signori, che Jeff Hornacek. Qua non possiamo lasciarli così da soli, però. Mamma mia, cosa sbaglia Penny che rimbalzo offensivo. Bisogna migliorare in difesa, però, raga. Chiaramente che quest'anno vincere l'anello sarà difficilissimo, anche perché c'è proprio l'inizio dell'epopea giordaniana. Hornacek. West. Bravissimo West. Molto bene. È importante vincere queste partite. Maxwell, boom, Maxwell la sbaglia però Dumas. Ancora Meyerly. È grande Meyerly che l'appoggia a canestro. Quanto lo amo Meyerly, mamma mia. È chiaro che col draft del 92 sarebbe bello prendere Barkley per creare i Phoenix Suns completi. Sarà dura, potremmo provare qualche scambio al massimo, ma sarà dura. Rollins, tanti rimbalzi offensivi concediamo, però non va bene. Non va bene, signori. West. Bellissimo. Boom! Ci siamo, ragazzi, ci siamo. La squadra c'è. Bello. Chiaramente faremo primo e quarto perché c'era una piccola replay dell'epoca, però con gli ultimi tipo 30 secondi del fine primo tempo. Dall'angolo Meyerly. Boom! Mamma mia come giochiamo adesso però. Come cazzo giochiamo adesso, signori. Maxwell, qua fa un bel numero Maxwell, ma la sbaglia ancora Rollins. Dormiamo molto nei rimbalzi, ragazzi, questo non mi piace. 10 secondi. Ceballos. Entra Ceballos. Fallo su Ceballos. 2 tiri liberi molto importanti. Ok. E ok. Molto bene, più 4. E qua tira una bomba. Ciao. Secondo e fine secondo quarto siamo 5-3 Phoenix, 4-2 Houston. Hornacek ha preso in mano la situazione. Vai Jeff. Bella virata. Non perderla. All'angolo Meyerly. Boom! Solo rete. Mamma mia, ragazzi.
Giochiamo bene, raga, giochiamo bene. Sfruttiamo i nostri giocatori più forti. Missile di Maxwell. Solo rete anche per Maxwell, purtroppo. 10 punti di vantaggio per i Phoenix su Houston. Pickencume. West e la mette. Non è che ci siamo. No. La toglie, godo. Vediamo il miglior giocatore del primo tempo. Ma stiamo giocando benissimo qui a Houston. 5-8 Phoenix, 4-6 Houston. E si gode. Guardate, ma guardate com'è il filtro, che sembrano veramente gli anni 90, cioè una roba. Jeff Hornacek, 10 punti, 6 assist, 4 su 5 dal campo, ragazzi. Robe grandi per Jeff Hornacek. X 6-4 Houston, siamo in controllo, ma non è che possiamo cantare vittoria nel basket. 8 minuti sono 52 anni praticamente. Però difendiamo già un po' meglio adesso, non abbiamo concesso tantissimo. Ecco, appena detto, perfetto. Vai. Vai Kevinaccio. Solo rete. Bravo Johnson. Bravo. Johnson, Hornacek, i matatori, Maier è lo stesso, ma tutti bene, tutti bene. Houston comunque in difficoltà. In faccia, mamma mia, cosa mi ha messo qua in faccia? Cosa mi ha messo in faccia? Johnson. Ragioniamo. Dumas, no, Dumas, no. Ecco. Brutto errore dell'Ajovo, non in serata oggi. Cedric Ceballos. Boom! Cedric Ceballos. Veneziano intanto è a casa sua. 91. Ha 3 anni il piccolo Cube. Vai, andiamo così, la squadra c'è, andiamo così. È entrato Luke. Quanto me lo godo Luke Longley. Attenzione, questo è il miss di no. Mamma mia, però 3 tiri liberi. 15 punti. 16 punti per Maxwell. Bella prestazione oggi di Vernon Maxwell. Più 15 per Phoenix. Vai Johnson. Luke Longley, giovanissimo. Luke mi sta regalando emozioni forti. Mamma mia, per poco la prendevo con Johnson, raddoppio sbagliato, bella. Qua azione strepitosa di Rockets. Sembra di poco da far così, stiamo vincendo noi, Beppe. Johnson. Longley. Bravo, Meyerly. Longley ci prova. Questo mattone ho paura, infatti. Mattoncino di Longley che la recupera, però. Mamma mia. Contro l'Ajuwon è abbastanza dura, tanti errori.
Attenti che può rientrare Houston, è in casa. Può rientrare Houston. Infatti, mamma mia, bruttissimo questo. Bruttissima serie di errori di Houston. Cioè di Phoenix. Ecco, Thorpe da solo. Calma. Resettiamo, se no andiamo al prossimo errore, andiamo di timeout. Bravo Longley, dai che siamo in ripresa, dai. Cerchiamo di difendere meglio. Maxwell sta... ancora Olajuwon, mamma mia, sto qua le mette tutte, zio Ken. Questo le mette tutte purtroppo. Allora, Johnson è stanco, Dumas. Allora, alla piccola. Ok. Guardi, lo mettiamo di qua. Long lo teniamo. Facciamo così. Vai. No, 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 ti prego non sbagliarla. Manco vai. Vai Johnson. Non perderla Johnson, non si può uscire così da un timeout. Grande stoppata. Dumas. Vai, bravo. Dai fiori. Dai che se difendiamo bene la partita è nostra. Ecco. Dopo regaliamo canestri così non va bene. È tornato Hornacek. E mo so cazzi. Hornacek. Bravo Longley. Mamma come gioca Longley. Qua Olajuwon non mi ha fatto neanche capire dove sono. Benissimo. Cedric. Vai Kevin, qua è concentrazione massima. Prova e la mette. Bravo Johnson. Guarda come si muove Fiori. Incredibile, incredibile, infermabile. Però siamo a più 10, quindi la partita è dalla nostra parte. Bravissimo, qua no. Mamma mia che bella azione, bravissimo Dumas. Molto bene, questo ci voleva proprio. Bravi ragazzi. Più 12 a 1,42. E sbaglia una finalmente. Sbaglia anche Hakeem Olajuwon. Jeff Hornacek. Questo è un brutto errore. Potevamo gestirla meglio. Qua Olajuwon da Maxwell. Solo rete. Mamma mia.
Cosa fa Johnson? Longley! Sì! Lazio, Luke Longley, signori. 71 di over, lo sta facendo un merdone. E Olajuwon mette anche questa, però, Hornacek. Longley. Contro Olajuwon non si passa, purtroppo. Attenzione a Pink Floyd. Maxwell prova il triplone. Lo sbaglia, prova a prendere Thorpe. Questo è impossibile, dai. Troppo senza ritmo marcato. E finisce 99-89, grande vittoria per Phoenix. Molto bene, molto bene. Vediamo un attimo il tabellino. Longley 18 punti, 6 rimbalzi, 1 assist, Bailey 16-3-1, Johnson doppio 13-12, 13-3-7 Hornacek e poi via via tutti gli altri. Perfetto. Adesso vediamo un po' qualche simulazione. Ok, però voglio capire una cosa, datemi un secondo. Ok ragazzi, mi sono sistemato una cosa. Bene, adesso abbiamo programma di allenamento. Io qua mi sono fatto il programma di allenamento, ok. Io direi di farlo fino alla prossima che giochi. Allora, vabbè, adesso vediamo un attimo. Tanto qua ce l'ho il programma. Ok. Ok, qua ci sono le vittorie. 124, 140, 110, 120, ok. Adesso vediamo un attimo, abbiamo Golden State Warriors, ora abbiamo Golden State, Boston e Atlanta, vediamo. Allora, roster. Golden State, boh, non mi fa impazzire. Boston, beh, Boston ha Larry Bird però, Ok, direi che andiamo, simuliamo fino a Golden State, simula fino a questa data, vittoria con Golden State, perfetta, tabellino. Allora, ora sono 17-6-4, 27, Chambers 13, Longley, e Longley diciamo che nelle simulazioni gioca meno. Vabbè, ok. E la prossima ragazzi è contro Boston e ce la spariamo noi. Che altro possiamo farvi? Voglio farvi vedere una roba però. No, non è qua. Osservazioni promesse. Eccoli qua ragazzi, abbiamo Charles Barkley, Reggie Miller, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Jim Jackson. Cioè, abbiamo veramente un draft 92. Anche l'altro Sprewell. Abbiamo un draft pesante ragazzi. Raga, saluto il commento veneziano. Se volete la serie, io ve la porto. Ciao! E datemi dei consigli.